Non ci sono partite facili, come hai visto oggi appunto è stata una battaglia, una partita giocata proprio sulle seconde palle e diciamo che ha vinto secondo me chi aveva più voglia, o meglio chi ha trovato l'episodio giusto, perché il Piana comunque è una squadra che merita la classifica che ha, una squadra veramente tosta, però oggi ha trovato un Castellammare altrettanto con la temperatura giusta, perché venivamo da un filotto di partite negative. Oggi sapevamo che ci dovevamo scrollare questo periodo buio di sopra e abbiamo fatto la partita che andava fatta e credo che la vittoria è stata meritata. Vale tantissimo e soprattutto perché in questo momento dove i nostri attaccanti non sono al meglio, oggi avevo chiesto un gol di un difensore o di un centrocampista e così è stato, quindi dà una spinta agli altri per fare bene e poi giustamente Adamo oggi ha fatto la differenza, quindi sono contento che sia stato lui a decidere la partita. Purtroppo i ragazzi, gli under fanno sempre dei casini che rovinano le partite, perché dico la partita che è maschia ci sta, però purtroppo hanno un pochettino la bocca tutti un po' larga e non hanno capito che devono pensare a giocare e imparare da quelli più grandi, però è un problema che abbiamo tutti questo. Ultimamente prendiamo un'espulsione a partita e questo è un trend che dobbiamo cambiare. Però ci stiamo lavorando, anche se oggi dico, secondo me l'arbitro poteva evitare di fare una cosa del genere, però ormai è andato. E abbiamo un'altra partita abbastanza tosta a Castelbuono, però avevamo bisogno di una vittoria per ricominciare a fare il nostro gioco e andiamo lì adesso consapevoli che possiamo fare meglio. Credo che è stata una partita costruita durante la settimana perché venivamo da un filotto di partite non positive e quindi l'abbiamo preparata al meglio e oggi credo che abbiamo risposto bene. Poi credo che è stata una bella prova di carattere da parte di tutti e ci meritiamo questa vittoria soffrendo, perché comunque le nostre partite sono tutte sempre sofferte e l'1-0 ci fa capire che ci siamo portati a casa una partita tosta, difficile, contro una squadra organizzata e ci dà un sacco di morale. C'è stata questa rimessa laterale che avevo un po' letto, quindi sono rimasto alto e ho visto un po' l'azione come si stava svolgendo. Allora quando ho visto Musso che stava andando sul fondo mi sono staccato dietro, mi ha visto e poi sono stato bravo e anche fortunato, perché non è stato semplice che passasse sta palla lì sul secondo palo e quindi l'ho messa dentro. Lo dedico ai ragazzi che comunque questa settimana si sono straimpegnati e spero che questo ci possa dare una spinta in più per essere più compatti dentro al campo e una marcia in più da qui in avanti. Quindi voglio dedicare al lavoro di gruppo e di squadra fatto questa settimana. Abbiamo incontrato una squadra che era imbattuta, la dice lunga sulla bontà dell'organico di Piana degli Albanesi. Noi venivamo da un periodo non facile, avevamo collezionato un punto in 4 partite, quindi sapevamo che questa doveva essere la partita alla svolta. È ovvio che i ragazzi hanno approcciato bene la gara, che sapevamo che se non avessimo vinto i duelli, se non avessimo vinto le seconde palle, se non avessimo vinto tutti i contrasti a centrocampo e se non avessimo messo in campo rabbia, cuore e determinazione, non avremmo potuto mai avere la meglio su San Giorgio Piana. E quindi diciamo che l'approccio è stato importante. Abbiamo segnato nel primo tempo, il primo tempo ci ha visti a mio avviso padroni del campo, perché loro avevano il palleggio, però non ricordo, tranne un'occasione che c'è stato un palo esterno, ma anche noi l'abbiamo preso nel primo tempo il palo, non ricordo particolari parate di Di Paola. Nel secondo tempo ovviamente noi abbiamo cercato più di amministrare che di giocare, perché fra l'altro avevamo dei giocatori, vedi su tutti Totò Messina, in condizioni un po' precarie, quindi abbiamo dovuto gestire le energie. Ma alla fine quello che contava, anche in maniera sporca, perché sapevamo che era una partita sporca, portare a casa i 3 punti ci ridanno fiducia, ci ridanno morale e cominciamo di nuovo a marciare verso il nostro obiettivo, che ricordo a tutti essere la salvezza. Un elogio a tutti e in particolare oggi gli attaccanti hanno fatto un gran lavoro. Mi riferisco a Dario Taibbi, che è stato veramente un grande, così come a Ciccio Pitanza, che è vero che non hanno segnato ma hanno tenuto alta la squadra, ma tutti, Stoico Totò Messina, Andrea Adamo che non sta benissimo e comunque addirittura ci ha fatto il gol vittoria. Sono davvero contento perché oggi i ragazzi hanno dato il cuore per questa maglia e quindi possiamo ricominciare il nostro percorso, ripeto, verso la salvezza con meno ansie e con meno angosce rispetto a queste ultime settimane che ci ha visto un po' sottotono.